Oggi la voce delle regioni ci porta a Vicenza, più precisamente siamo al tennis comunale di Vicenza per conoscere un maestro d'eccezione. In carriera 5 titoli dello slam, tutti conquistati in doppio, una Coppa Davis da capitano nel 2008 e persino un argento olimpico a Seul. Oggi, con l'ex compagno di doppio Casal, gestisce quella che è considerata l'accademia numero 1 del tennis europeo. Parliamo di Emilio Sanchez, ex numero 7 del mondo, storico nome dello sport iberico, arrivato in Italia per un tour che prima di vederlo relatore al Simposio Internazionale di Roma ha toccato anche Bari, Cagliari e Vicenza. Ed è proprio qui che lo incontriamo sui campi del tennis comunale Vicenza. Emilio Sanchez, una delle tappe italiane qui a Vicenza, perché questo tour in Italia intanto? Vabbè, prima perché l'Italia per me è un paese molto molto vicino, quasi come la mia seconda casa, e la gente qua sempre mi ha trattato benissimo e con la federazione, con Michelangelo abbiamo parlato che già quasi 12-11 anni che avevo fatto un tour con tutte le città per mostrare ai maestri il nostro sistema di allenamento nelle accademie che gestisco io a Barcellona e in Florida, e di mostrare ai maestri un'altra volta quegli sviluppi, innovazioni che avevamo fatto nel nostro sistema, e per vedere se loro prendono un po' di quello che noi mostriamo ai ragazzi, ma pure ai maestri per andare avanti e diventare migliori coach, e quello automaticamente fa migliori giocatori. Oggi cosa ci vuole per essere proprio un bravo coach? Prima di tutto devi essere capace di empatizzare con le altre persone, quello è fondamentale per convincerli di portare questa strada e farli rimanere nel tennis. Cosa pensi del tennis giovanile italiano oggi? Vabbè, il tennis giovanile italiano sempre è uno dei riferimenti a livello mondiale, perché qua c'è una struttura molto ricca a livello di circoli, perché hanno tutti questi maestri che adesso sono tutti formati dalla federazione, che producono giocatori, e dopo c'è una federazione dietro che li aiuta, che ha un grosso budget per aiutare i ragazzi in comparazione con la Spagna, moltiplicato per tantissimo. Però la Spagna ha creato un sacco di campioni comunque. Spagna sì, è stato il paese che ha prodotto più giocatori negli ultimi 25 anni, ma penso che la realtà là era un po' diversa, perché il giocatore spagnolo è un giocatore più guerriero, più affamato. Qua in Italia da molto più tempo si viveva molto meglio che in Spagna. Allora, quando Spagna ha iniziato ad avere questa realtà di vivere meglio, alla fine in una situazione agonistica così perdi delle opportunità, perché non hanno tanta grinta i giocatori. Allora il benessere non serve per fare queste professioni così esigenti, dove la fame, la passione, il lavoro diventano la cosa fondamentale. Perché ne è convinto Emilio Sanchez, a fare di un grande giocatore un campione è più il carattere della tecnica. La tecnica la sviluppa tutto il mondo, la tecnica tutti sanno fare i colpi, dopo la tattica diventa, se hai una bella struttura, un bel coach non hai problemi, dopo diventa fisico, quanto tempo puoi fare quello che fai bene, e la testa, quanto tempo tieni la testa per fare quello che fai bene, quello che diventa difficile quando ti stanchi, quando l'altro ti fa diventare pazzo, quando i problemi arrivano, no? Là la testa diventa fondamentale, e là la fame fa una grossa spinta. Ed è proprio questo quello che Sanchez ha voluto insegnare ai ragazzi che ha incontrato a Vicenza e a tutti quelli che ha allenato negli ultimi 20 anni. Perché Emilio Sanchez ha deciso di lavorare con i ragazzi? Perché, non lo so, quando io stavo per finire nel mondo del professionismo mi sono
domandato che faccio adesso, no? Perché lasciare di fare quello che ami è la cosa più difficile. Lasciare di farlo ai 30-35 anni è ancora più difficile, perché sei alla cima del tuo lavoro, sei il centro del mondo ed un colpo non sei nessuno e non c'hai niente da fare, no? Allora io mi ho planteato che faccio io con la mia vita, allora, e che so fare io? E alla fine mi sono reso conto che sono tennista e che il tennis mi ha dato tutto quello che sono. Allora ho detto la migliore maniera è rimanere sul tennis. Allora ho detto si va a lavorare con una federazione, dipendo da un comitato, si va a lavorare in un circolo, dipendo dai soci. E avevo un po' di soldi in tasca, ho detto ma prendo la mia struttura e posso fare tornei, posso fare scuola, posso fare quello che mi va di fare dentro del mio mondo, che è il mondo del tennis. Ho fatto l'accademia che a quell'epoca non c'era in Europa e ho dato la possibilità di allenare e studiare allo stesso tempo, e così poi siamo andati avanti, diventati il centro più importante d'Europa, abbiamo fatto tutti questi giocatori bravissimi, siamo un riferente a livello di allievi ma pure di professori. Tutta la sua esperienza Sanchez l'ha portata anche ai Comunali Vicenza, società che si è detta onorata di avere questa opportunità. Enrico Zen, oggi nel doppio ruolo di presidente del Tennis Comunale Vicenza ma anche di maestro, un piacere penso avere oggi Emilio Sanchez. Beh, sicuramente è un piacere e soprattutto un'opportunità per tutti. Un'occasione anche per i maestri che possono apprendere da colui che ha fondato la prima vera Accademia Europea. Sicuramente è uno stage rivolto ai ragazzi, ma soprattutto a formare i maestri nel passaggio da maestro a diventare coach. Lui è stato il primo fautore, appena ha smesso di giocare, di iniziare a costruire le prime accademie, e dal punto di vista europeo credo sia ancora tra i numeri uno. Assoluti protagonisti della lezione di sport e vita data da Emilio Sanchez sono stati soprattutto i ragazzi arrivati a Vicenza da tutto il Veneto. E quando a questi ragazzini che vedono o che hanno l'ambizione di fare i giocatori arriva un personaggio del genere, gli crea un entusiasmo che è veramente da 15-20 giorni che aspettano questa giornata. Oggi sono entusiasti, ma a dei livelli che io personalmente non ho mai visto, ma che è comprensibilissimo. Che effetto vi fa avere un maestro come Emilio Sanchez, che insomma è stato un giocatore professionista? Un'emozione. Io sono tanto emozionato. Voi non l'avete mai visto giocare Emilio, però dite la verità. No. Ho visto un replay su Super Tennis. Però sapere che lui è stato insomma fra i primi 10 del mondo. Per me è un'occasione. Cosa vorreste portarvi a casa da questa lezione oggi? Cosa sperate di imparare oggi? Un po' magari degli atteggiamenti mentali mentre sono in partita. Idee migliori per giocare meglio a tennis. Avreste qualche domanda da fargli? Cioè, cosa vorreste sapere da uno che è stato tra i primi 10 del mondo? Vincere, com'è giocare nel circuito ATP, com'è partecipare a un grande slam. Come ci si alza la mattina dopo essere diventati numero 1 al mondo in doppio. E tu come ti alzeresti la mattina se diventassi numero 1 in doppio? Io farei salti di gioia, salti capriole. Quindi il tuo sogno? È eguagliare Sanchez. Quanto importante è per i ragazzi oggi apprendere da un campione come Sanchez, al di là della tecnica, proprio anche dal punto di vista emotivo, insomma? Penso che sia fondamentale, penso che per i ragazzi sia un'occasione unica. Un giocatore come lui è stato tra i primi 10 del mondo per tanti anni, penso che sia molto importante. E per voi tecnici, per voi maestri è altrettanto importante? Forse lo è ancora di più per noi, perché proprio ci dà l'occasione per migliorarci dal punto di vista sia tecnico, sia tattico, sia sulle metodologie di allenamento che in questi anni si sono evolute molto nel mondo del tennis.
Emilio Sanchez ci ha detto che è vero, tecnicamente si può migliorare, ma quello che forse è più difficile da insegnare è dal punto di vista caratteriale, la grinta, la volontà di combattere palla dopo palla, è così. Sì, assolutamente. Dopo ci sono dei casi in cui uno ce l'ha dentro, in altre situazioni bisogna che sia il maestro, il tecnico che spinga un po' il ragazzino ad abituarsi a fare certi tipi di sacrifici, però è fondamentale, insomma. Tecnica e tattica al centro della lezione riservata ai maestri, questo invece il consiglio che Emilio Sanchez ha voluto dare ai ragazzi. È un consiglio che daresti proprio ai ragazzi italiani per diventare domani quello che è stato Emilio Sanchez? Non lo so, è una vita di sforzi, di lavoro, di dare tutto, di essere umili, di cercare di andare avanti e di lottare per un posto tra i migliori, che il problema del tennis, li raccontavo dei suoi maestri, che solo ci sono 100 professionisti al mondo e la rotazione sono più o meno 5 all'anno. Allora di tutte le scuole al mondo, federazioni, accademie, tutti lottiamo per 5 posti. Allora devi essere così eccezionale in tutto, nella tecnica, nella tattica, nella testa, nel fisico, che è una lotta grandissima. Allora devono avere questa capacità di superazione per creare la migliore versione ogni giorno dopo giorno, per quando fanno le partite fare la differenza e arrivare a vincere.